live domani, in modo tale che facciamo una pre-partita come di consueto per la partita con l'Udinese, e parliamo anche di Conte e parliamo anche di cinema, perché amici bellini, eccoci qua, un po' in ritardo perché io abito nell'altra parte del globo e quindi quando mi sveglio ricevo una serie di messaggi privati. Sapevo della conferenza per il film che sta per uscire e volevo parlarmene, ma c'è anche per me stesso, ma c'è un dettaglio che purtroppo è spuntato adesso. Comincia. È una roba senza precedenti, proprio sembra proprio tutto contro di me. Benvenuto Sergio Guida, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi amo, perché veramente vi amo. Siamo piccolini ma siamo belli forti e sono contentissimo. Stiamo raggiungendo i 22.100, quindi muovetevi e lasciate il like, così quelli che già sono iscritti lasciano il like e arrivano i nuovi iscritti. Nuovi iscritti che potrebbero cercare notizie sulla conferenza Sarò con te, il film eccetera eccetera, che però non se la possono vedere da nessuna parte. Sapete perché? Che è successo questo? Allora, io volevo partire con i ringraziamenti e credo che la copertina l'ho messa proprio completamente senza manco editarla, con tutti i loghi di Calcio Napoli 24, che io ringrazio sempre perché sono sempre sul pezzo e ci fanno sapere delle cose quotidianamente che di solito non potremo sapere, specialmente noi all'estero. Quindi io ricevo il link da tutti gli amici abbonati e comincio a vedermi la conferenza indifferita che era stata mandata live da Calcio Napoli 24. Solo che evidentemente, avendo mandato dei filmati anteprima del film, ci saranno delle immagini che la UEFA prende e blocca perché fanno così. Ecco perché le mie reaction non possono mai portare immagini e solamente screenshot. Adesso la live di Calcio Napoli 24 è stata buttata giù, non lo so quando la potranno ripostare, se la potranno ripostare. Insomma, io ho guardato un pochino e mi sono scritto delle cose, però non tutto, non il finale. Delle cose ve le posso dire sicuramente. Volevo fare bene il breakdown con i frame, così non si può fare, anche perché mi stavo preparando, mentre ascoltavo la cosa, mi stavo preparando, sono andato da Paolo Del Genio a fare il mio intervento a Telecapri, che vedrete stasera più tardi alle 19:50, e quindi ci possiamo vedere anche lì. Però per quanto riguarda la conferenza sarò non con te, perché sarà senza con te. Adesso vediamo che titolo ho scelto. E insomma, spostiamoci con uno screenshot. Questa è una delle immagini che sono riuscito a screenshottare prima che la buttassero giù. Un'immagine molto divertente di De Laurentiis che gli fa le sconocchia Spalletti mentre stanno facendo un allenamento. Spalletti gli stringe la mano, poi De Laurentiis va a stringere la mano a tutti i collaboratori. C'è anche un collaboratore che parte con la mano così e non gliela dà e resta, sai, resta appeso. Erano tutte delle immagini sfiziosissime che volevo farvi vedere. Niente da fare. Però un po' di sensazioni che mi ha dato questo trailer. Tra l'altro molti mi stanno scrivendo: avevi ragione, faranno la serie TV, e ve l'ho detto. La fortuna che abbiamo è che quando parliamo live abbiamo uno come Guido Gentile che ne capisce di calcio, ma soprattutto ne capisce di cinema, e quindi ci ha potuto anticipare tutta una serie di dinamiche che avverranno al cinema inizialmente, dopodiché chissà quando ci sarà una serie di 4 episodi, mi hanno spiegato, e quindi arriverà probabilmente in streaming anche a quelli all'estero. Non so se anche il film verrà poi trasmesso all'estero in qualche modo. Il Napoli si deve organizzare con il proprio canale YouTube, ufficiale, si contatta la UEFA, non buttate giù le immagini, e quindi la conferenza la dovevi fare sul tuo canale YouTube. Grande generosità lasciarla a Calcio Napoli 24, così faceva qualche visualizzazione e noi potevamo fare l'analisi. Ma non si fa così se devi preparare una cosa così importante, così magna. E niente da fare. Allora, dalle immagini che ho visto si vede quando il Napoli... il fremere in città, perché quando dovevamo affrontare la Salernitana c'era la partita Inter con la Lazio, mi ricordo se era Lazio-Inter o Inter. L'unicum dello sport e del calcio in questo caso è che tu vedi dei tifosi del Napoli tutti vestiti da azzurro così, che esultano come dei pazzi
per un gol dell'Inter e esultano ancora peggio per il raddoppio dell'Inter. È un unicum. Cioè, vedere, noi non ce ne frega niente, però esultiamo. Perché? Perché la vittoria dell'Inter fermava la Lazio e nel momento in cui fermi la Lazio tu matematicamente, vincendo con la Salernitana, sei campione d'Italia a casa tua. Quindi era una cosa incredibile e questo è un unicum e ti deve far riflettere, e io ci tengo moltissimo che in questo sport, per arrivare ai massimi livelli, ci sono gli avversari e non puoi essere semplicemente tu a preparare, a progettare così e vinci. Si può fare nel cinema, se tu progetti bene vinci, il tuo film va benissimo, anche se un altro va altrettanto bene, tu vinci con la tua programmazione. Nel calcio no, nel calcio ci sono gli avversari, quindi se gli avversari ti danno una mano o ti mettono i bastoni tra le ruote cambia tutto. Ecco perché è importante ragionare sugli avversari. Dopodiché si vedono parole di Spalletti, si capisce quanto era importante Spalletti, si vedono i giocatori sorpresi che dice: ma mister, ma veramente tu dormi qua? Il fatto dello sgabuzzino. E Spalletti spiega: sì, io stavo concentratissimo, non potevo perdere nemmeno un minuto, appena mi sveglio tutte le mie cose e studio, ed è stato veramente maniacale della preparazione di tutte le partite. Ci aggiungo che Spalletti fa un bel discorso pre-Salernitana che è molto epico. Allora tu dici: guarda, con questi discorsi si vince, e manco questo è detto, perché con la Salernitana noi stecchiamo. E anche quello era un discorso epico, come tutti i discorsi epici che aveva fatto nelle altre partite in cui si vince. Quindi, bene avere tutto questo, questo non significa automaticamente vincere. Questo è importante da ricordare. Dopodiché, un focus su De Laurentiis. Ringrazio anche moltissimo Claudia Vivenzio che tra domanda in conferenza e anche one to one mi fa sapere che ci saranno le cose per l'estero. Claudia chiede: ma se Spalletti, perché loro individuano in Spalletti il protagonista della storia insieme alla città protagonista della storia, Claudia chiede una bella domanda, dice: se Spalletti è il protagonista, ADL cos'è? È l'antagonista? È un coprotagonista? E spiegano che non è così e che De Laurentiis dà solamente l'incipit alla storia con quella frase del faremo di tutto, e De Laurentiis la spiega anche bene, la spiega meglio, e questo mi piaceva farvi sottolineare, sottolinearvici. Mi fanno la domanda, dice De Laurentiis, mi fanno la domanda provocatoria, dice: ma voi farete una squadra competitiva visto che se ne stanno andando tutti? Domanda, dice De Laurentiis, provocatoria. Io do la risposta provocatoria. Quindi quando è una risposta provocatoria non ci credevi neanche tu. Se ci ragioni è una risposta provocatoria, che però lascia aperte tutte le situazioni. Faremo di tutto per vincere lo scudetto. Benissimo, lo hai vinto, ti porti appresso questa cosa. Io l'avevo detto, ma era Spalletti nei fatti che aveva deciso: io voglio veramente provarci a vincere lo scudetto. E Spalletti risponde a questa provocazione con quella faccia e anche dice alle telecamere, dice: se tu hai detto così vuol dire che mi devi portare i giocatori forti che possono fare questa impresa. Bellissimo. E c'è un momento in cui Spalletti si rende conto della forza di Kim. Dice: hai visto Kim quando parte, quando scatta, e arriva e fa, e si rende conto che è arrivato al posto di Koulibaly un difensore, un giocatore veramente di grande livello su cui lui può puntare e può dare in mano la difesa, e non solo la difesa, anche l'impostazione. Questo poi lo abbiamo visto più volte. Dopodiché veniamo a sapere anche che ci sta una serie TV in preparazione sui 7 anni di Diego, quindi dobbiamo ricominciare a pensare quella cosa che ci disse De Laurentiis: voglio fare questa serie infinita, la storia del Napoli, poi una season, immagino una stagione tutta dedicata ai 7 anni di Maradona e poi al Napoli mio di De Laurentiis, e quindi è già in continua fase di preparazione. Poi c'è stato questo stop perché bisognava lavorare su questa cosa qua, e ci dicono che hanno cominciato a lavorarci verso ottobre. E ci dice il regista anche che seppure non fosse andata bene, perché Lombardo glielo chiede, dice: ma se poi non vinciamo come? Lui dice: io da regista è ancora meglio, perché diventa la debacle più importante della storia del calcio. Chissà se hanno lasciato delle telecamere accese anche quest'anno. E io vi ripeto la storia della penna: se ad agosto 2022 io vengo da te tifoso e ti dico farai un 2023-2024 terribile, ti prenderanno in giro su tutti i campi, non ci sarà una squadra che avrà paura di te, non andrai nemmeno in Europa, ti affannerai per la Conference League, sarà una cosa insopportabile, piangerai, però quest'anno vinci per distacco. Tu prendi la ferma e pinni
prendi la ferma e pinni. E quindi lo accettiamo quello che è successo, perché nell'ipotesi assurda tutti quanti avremmo firmato, senza dubbio. E poi si ferma il tutto, perché poi mi sono dovuto fermare per andare a fare l'intervista, quando gli chiedono chi sono i personaggi più cinematografici, più attori che vengono intervistati, e il regista cita Elmas, cita Juan Jesus, cita Kvara quando parla nella sua lingua, e cita Osimhen, che è uno di quei giocatori più drammatici, che hanno un impatto sulla telecamera anche per la sua storia, per il modo in cui si esprime, più drammatici di tutti. Dopodiché io mi sono fermato, il video in questo momento non è presente e ci dobbiamo fermare, ma si rincorrono e ci possiamo spostare dall'altra parte. Le notifiche, ricordate che Conte aveva già trovato la casa, eccetera eccetera, poi c'è stata la frenata brusca perché la storia del Chelsea che è uscita l'ha debancata Fabrizio Romano e ha detto non si è assolutamente offerto a nessuno, non si è offerto al Chelsea, sta aspettando, tiene in mano probabilmente l'interessamento del Napoli, ma il Napoli è tanti mesi che non si sente con Conte, quindi sta per succedere la tragedia più assoluta, e non mi faccio portavoce di cui vi avevo detto, no, è inutile tutto ciò, dobbiamo aspettare gli eventi, però immagino che non ci sia il colpo di teatro, che tutti del teatro come cinema, tutti uguali, alla fine del film i titoli di coda esce Conte così, no, perché se poi il protagonista è Spalletti non esce Conte, che si presenta già per l'anno prossimo, quindi c'è questo doppio gusto che potrebbe essere un po' amaro per quelli che decideranno di andarla a vedere, e in un momento in cui, ecco, se fosse stato probabilmente postato, no, postato come se fosse un contenuto, ma se fosse stato mandato al cinema a inizio stagione, tu potevi anche avere quella cosa, mamma mia, dimostriamo che riusciamo, tu giocatore, dimostriamo che riusciamo a fare anche senza il nostro condottiero lo stesso percorso, diventiamo delle leggende assolute, e invece sapete com'è andata. Questo pezzettino l'ho messo all'inizio, live domani, in modo tale che facciamo una pre-partita come di consueto per la partita con l'Udinese, e parliamo anche di Conte e parliamo anche di cinema, perché invito Guido e tutte le domande a cui non vi posso rispondere adesso le recuperiamo domani. E quindi io vi abbraccio e vi bacio, e sono in grande fermento perché non so quando potrò vedere il tutto, però sono emozionato, sono arrabbiatissimo con il Napoli perché non l'ha organizzata bene, il fatto che venga affidato a un sito che è anche importante come Calcio Napoli 24, che però non ci sia l'organizzazione perché su YouTube va giù, male, e male anche per te, cioè l'imprenditore deve poi dare valore a quelli che sono i tuoi investimenti, e non so quanto sia stata una grandissima promozione, continuano a uscire i pezzettini di trailer con le frasi di Spalletti, però non so per esempio quanti tifosi delle squadre avversarie corrono al cinema per vedersi la grande cavalcata del Napoli, anche ai danni loro. È interessante, cioè, devi puntare su quelli che sono i tifosi del Napoli, i simpatizzanti del Napoli, magari qualche hater delle altre squadre che hanno perso. Veramente interessa più a me che ad altri tutto ciò. Quindi, ricapitolando, Conte brusca frenata, ci fa sapere De Maggio. Ci fidiamo di De Maggio quando ci dice Conte è fatta? No. Ci fidiamo di De Maggio quando dice brusca frenata? Nemmeno dobbiamo fidarci per forza. Però quando fanno il dietrofront è come se fammi fare la capriola subito. Sono stato il primo a dirvi che non se ne fa nulla, perché troppi si sono fatti i debiti con la bocca con Conte, e adesso ci hanno fatto sapere che c'è una brusca frenata, che il Napoli ha già deciso che non può parlarne, evidentemente perché è un allenatore che è ancora sotto contratto, e quindi noi dobbiamo stare a vedere, non possiamo fare altro che stare a vedere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non siate sclerotici che solamente Conte è l'unico allenatore su cui si può, perché anche con solo Sarri, non c'è nessun altro, e si poteva andare avanti, Spalletti, non c'è nessun altro. Guardate dei rossi e pensate a Pecchia.